un'ulteriore fase di confronto, di discussione con le regioni che è in corso in queste ore, per fare in modo che quei protocolli possano anche in chiave regionale essere elaborati e verificati, garantendo le aperture che si è detto, ma garantendo anche la sicurezza e evitando il fatto che ci possano riaccendersi dei focolai. L'apertura del governo sulle aperture, giochi di parole a parte, sta nelle dichiarazioni di Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. I protocolli di sicurezza quindi potranno essere regionalizzati. Questa è la linea dell'esecutivo che spera in una convergenza. Quindi il confronto con le regioni è ancora aperto in queste ore. Alla fine si dovrà trovare un punto di caduta perché quei protocolli, che possono anche sembrare rigidi, siano elaborati anche in sede regionale per consentire una riapertura delle varie attività. Credo è iniziata una nuova fase di responsabilità comune da parte di tutti. E per una partita ancora aperta ce n'è un'altra chiusa dopo settimane di annunci e tensioni, è il decreto rilancio, 55 miliardi di aiuti per le famiglie e le imprese. Per queste ultime in particolare c'è il taglio dell'IRAP molto atteso a nord-est. È un intervento di forte respiro di liquidità per le imprese, peraltro chiesto esplicitamente dei rappresentanti del mondo d'impresa. Ci sono anche le risorse liberate per i comuni e il trasporto pubblico, altri due fronti che avevano visto i sindaci del Veneto mobilitati. Sono 3 miliardi e mezzo liquidi che verranno dati al più presto ai comuni e laddove dovessero servire il governo ritornerà sui propri passi. Ma oltre a questi 3 miliardi e mezzo c'è un fondo di 500 milioni tanto per il trasporto pubblico locale